Oggi è una giornata storica per Ca' del Poggio, oggi direi una giornata storica per Alberto Stocco, già Cavaliere della Repubblica e dal 2 giugno, ma lo sappiamo, oggi anche Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana. Un grande riconoscimento per lei, per tutto il suo personale e per tutti questi anni di sacrifici nell'arte dell'accoglienza e della ristorazione, ma non solo, perché parleremo anche di solidarietà. Assolutamente, guarda, ti ringrazio per queste belle parole, ma credimi che questa onorificenza non è altro che il risultato di un grande lavoro di squadra, fatto sicuramente dalla mia famiglia, dalla mia attività, quindi da tutti i miei collaboratori, ma allo stesso tempo da tutto questo territorio. Perché, come dicevi giustamente tu, abbiamo raccolto insieme tante piccole soddisfazioni, noi ne siamo stati sicuramente i promotori, ma grazie alle quali siamo riusciti ad arrivare a questo meraviglioso risultato. Il prefetto di Treviso ha voluto insomma, segnalare queste mie iniziative attraverso la presentazione di un curriculum, il quale alla fine ha portato al cavalierato ufficiale. La motivazione principale è quella della promozione sicuramente territoriale, di aver realizzato questa bellissima struttura che è il ristorante e che è l'hotel, ma attraverso tutte le attività che promuoviamo nel territorio. Quando si hanno onorificenze di questo tipo, vanno fatti anche dei ringraziamenti. Lei chi vuole ringraziare per tutti questi anni di lavoro, di impegno nel sociale, nello sport e nella sua professione? Io ringrazio tutti quelli che hanno creduto sempre in noi, che ci hanno dato sempre lo stimolo e ci hanno dato l'energia per andare avanti, ma quelli che ci stanno continuando a dare energia, perché credetemi, noi siamo solo all'inizio di un grande percorso, nel senso che non abbiamo voglia di mollare, anche perché ci abbiamo messo, e quest'anno sono 25 anni di attività, ne abbiamo messo tanta fatica per arrivare qui, non abbiamo intenzione di mollare neanche un centimetro, quindi continueremo a lavorare in tal senso, sia per la promozione del territorio, per la nostra promozione, ma anche per la promozione dal punto di vista della solidarietà, in quanto questa vedo che ci sta dando delle soddisfazioni, dei ritorni ancora più grandi, non dal punto di vista economico, non sto parlando di quello, ma proprio personali, molto di più di quello che diamo. Grazie e complimenti.